La Sardegna, al centro del Mediterraneo. Qui il grano ha costituito nei secoli un'importante risorsa e ha generato una tradizione alimentare contadina che si è tramandata di generazione in generazione, diventando una vera cultura e uno stile di vita. Abbiamo voluto fare con i miei fratelli un pastificio in Sardegna perché era un desiderio che da tanti anni avevamo, fin con il mio caro padre. Obiettivo della famiglia Cellino e del fondatore del gruppo, Ercole Cellino, già dagli anni 60, è sempre stato quello di valorizzare una risorsa preziosa come il grano e una terra, la Sardegna, ricca di tradizioni alimentari. Un sogno che oggi è una realtà importante e riconosciuta nel panorama nazionale ed internazionale. Ci siamo impegnati a fare questa azienda qui affinché producesse anche un prodotto di alta qualità. Il fatto che in Sardegna oggi si produca una pasta di alta qualità e che nessuno mai avrebbe pensato e immaginato, frutto di anni di esperienza nella macinazione del grano, è il motivo principale perché siamo dei grandi mangiatori di pasta. Infatti il gruppo è modernamente specializzato nella produzione di pasta di alta qualità attraverso il controllo dell'intera filiera produttiva, dal grano al prodotto finito, offrendo una garanzia di salubrità e sicurezza che solo poche aziende possono vantare. Perché pasta di Sardegna? Perché è una pasta di alta qualità? Perché abbiamo il controllo della filiera di tutto il prodotto pasta, a partire dal grano ad arrivare appunto al prodotto finito che è la pasta. La filiera è assolutamente sotto controllo, sotto, diciamo pure, il nostro dominio. La struttura è un fiore all'occhiello per modernità e capacità produttive in Sardegna, come nel resto d'Italia. Il grano, selezionato e lavorato nel rispetto delle sue caratteristiche, esce puro e ricco di proprietà nutritive dal percorso di filiera, arrivando al vicino pastificio per essere lavorato grazie a innovativi e sofisticati sistemi. All'arrivo nelle banchine, a pochi metri dallo stabilimento, viene immediatamente sottoposto a minuziosi controlli di laboratorio dove un'equipe di esperti esegue scrupolosi ed accurati test qualitativi. I check di laboratorio portano al mulino un grano già di ottima resa e qualità che viene lavorato attraverso fasi di produzione meccanizzata in un sistema a caduta e risalita. Nelle diverse fasi si operano una selezione cromatica dei grani, la loro decorticazione, la macinazione e selezione per tipo di semola. La pasta si ottiene esclusivamente da granituri. Evidentemente ci sono delle qualità che i granituri devono rispettare. Una delle prime qualità è l'indice di giallo, l'altra è la frattura vitrea e un'altra è la purezza, perché evidentemente si devono collegare tutte poi al prodotto trasformato. In Sardegna il grano è stato sempre coltivato e che negli ultimi tempi purtroppo per diverse vicissitudini questa coltivazione si è ridotta notevolmente. Dunque la qualità della semola determina sempre anche la qualità della pasta. Semola e acqua sono gli elementi che compongono la pasta e se questi ingredienti sono di grande qualità ne deriva anche un ottimo prodotto finale. Il vantaggio di eseguire in un grande e moderno stabilimento le fasi di produzione, dalla lavorazione del grano alla pasta in tutti i suoi formati, rende l'azienda una realtà estremamente competitiva sul mercato. Le semole fresche passano direttamente ed automaticamente dal mulino al pastificio attraverso appositi sistemi, percorrendo poche decine di metri. Riuscire a trasferire il vero sapore della semola, il vero sapore del grano sulla pasta non è semplice. Questa è una particolarità dove ci siamo impegnati tanto e mi sembra che soprattutto col marchio Pasta di Sardegna siamo riusciti a trasferire questo grande valore, questo grande sapore. Ed è frutto chiaramente di tanta attenzione, tanta ricerca, tante prove, tanti esperimenti fatti che mi sembra oggi a consuntivo di dire ci siamo riusciti. Nel pastificio di Sardegna la pasta viene forgiata nel suo carattere, nel suo sapore.
Qui l'esperienza e la passione di un buon capo pastaio fa la differenza. Infatti, le caratteristiche di una buona pasta risiedono tutte nella qualità e nella tenuta alla cottura. Si lavora tutti i giorni in ricerca e sviluppo per migliorare il prodotto. Tra tutti, il maggior vantaggio è dato dal fatto di avere un forte apporto proteico che rende la pasta di Sardegna la pasta migliore dal punto di vista nutritivo. Possiamo dire che un buon piatto di pasta è alla base della dieta mediterranea, conosciuta e validata in tutto il mondo come fonte di sana alimentazione. Molti aspetti possono essere importanti nella qualità nutrizionale di una pasta, soprattutto la materia prima. Fra queste qualità dobbiamo andare a vedere l'amido e le proteine, che sono distribuite, l'amido sotto forma di granuli e le proteine si trovano fra granulo e granulo e formano un complesso che si chiama glutine. La quantità e la qualità di questo glutine contribuiscono a conferire alla pasta una qualità più o meno superiore e conferiscono quelle caratteristiche particolari della pasta italiana e che ci permettono di avere una pasta cosiddetta fatta di grano duro, quella che tiene la cottura. Che un buon piatto unico semplicemente con un condimento a base di sugo e con una spolverata di formaggio, ed ecco quindi che l'indice glicemico della pasta è ottimo e può essere perfettamente integrato nella dieta anche di pazienti con problemi di controllo glicemico, come per esempio i diabetici, o anche nelle persone che vogliono prevenire problemi di patologie cardiovascolari. Nel pastificio di Sardegna sono attive 5 linee di produzione. Ognuna di queste lavora in pasti e produce pasta in diverse forme, utilizzando macchinari di comprovata efficienza e modernità. Le trafile conferiscono l'aspetto e la forma al prodotto che troveremo infine nei punti vendita. Ogni tipo di pasta necessita di diversi e precisi tempi di essiccazione che servono a garantire che le caratteristiche dei grani utilizzati siano preservate ottimamente. Le 5 linee producono 52 formati diversi, lunga e corta, in formati classici e speciali o tipici. Ogni singolo pacco di pasta è sottoposto a dei severi controlli di qualità, non solo sullo standard aziendale, ma anche quelli imposti dalle grandi catene di distribuzione che acquistano il nostro prodotto, che sono altrettanto rigidi e vengono eseguiti non solo sulla qualità del prodotto, ma anche sui macchinari, sia quelli di produzione che su quelli di confezionamento. Al termine di ogni linea di produzione sta la fase di confezionamento, dove i pack vengono assemblati e preparati per gli ordini relativi a ogni cliente. Il magazzino è dotato di un software per l'identificazione del prodotto e per la registrazione delle movimentazioni. Gestito rigidamente secondo la logica delle consegne, garantisce al cliente l'effettiva spedizione dei lotti in ordine di produzione e consente di conoscere sempre la provenienza di ogni singolo pacco di pasta. In ogni singolo pacco di pasta è impresso un lotto di produzione che consente al consumatore di verificare l'origine del prodotto, addirittura il tipo di miscela di grani utilizzato per la sua produzione. Il nostro cuore batte per una terra meravigliosa e i nostri prodotti nascono con la passione che questa terra ci trasferisce ogni giorno. L'amore per la Sardegna è un valore vincente. Essere di Sardegna è uno spirito di qualità, in grado di farci conquistare il mercato e diffondere nel mondo il volto più genuino di una regione ricca di fascino e di sapori. Restiamo fedeli ai nostri sapori, rinnovando un legame forte con le nostre origini, che si ritrova nel nome e nel gusto della pasta di Sardegna, la nostra pasta.